Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questa clip vi approfondisco in merito alla scherma la storia dei trattati di scherma medievale, concentrandomi in particolare sull'aspetto grafico e artistico dei disegni. Abbiamo detto nel mio precedente video che noi possiamo conoscere l'uso e le consuetudini della scherma storica, in particolare quella medievale e rinascimentale, grazie a dei trattati, a dei veri e propri manuali scritti da dei maestri nel passato, che sono arrivati a noi intatti o in parte. E abbiamo detto che il principale trattato di scherma, ancora oggi, è considerato il Flos Duellatorum, scritto dal maestro friulano Fiore dei Liberi da Cividale. Fiore dei Liberi era nato a Premariacco, qui nella zona di Cividale, attorno al 1350. Muore, si pensa, a Ferrara intorno al 1420. Infatti alla fine della sua carriera era a servizio dei signori d'Este e per loro nel 1409 scrive il Trattato di Scherma che lo renderà famoso e che ad oggi è considerato ancora il più antico trattato di scherma, giunto a noi in poche copie, ogni copia con poi disegni e immagini anche di mani differenti, ma è giunto a noi sostanzialmente completo, a differenza del precedente, i 33 che vedremo dopo. Nel manuale il maestro tratta la scherma di molte armi, la spada a due mani, l'azza, che è una specie di piccozza, la daga, il bastone, la lancia, la lotta disarmata anche, la scherma a piedi, la scherma a cavallo, ma anche la scherma in armatura, come indica il sottotitolo in latino del manuale, che specifica che è un manuale che tratta ampiamente le armi del duello nobiliare. Infatti, in questo caso il manuale è pensato non tanto per la scherma da battaglia, ma quanto per la scherma del duello nobiliare, del duello da torneo o del duello d'onore, uno contro uno, motivo per il quale probabilmente manca per esempio la trattazione della spada e dello scudo. Ma nonostante ci sia tutta questa serie, tutta questa casistica di armi, di situazioni, possiamo dire che il manuale si concentra soprattutto sulla scherma di spada, che era l'arma principale. Questa immagine che vediamo a destra è forse l'immagine più famosa del trattato, che in base ai vari trattati giunti fino a noi ha un'estetica, una grafica diversa in base al cambiare del disegnatore. Questo schema viene detto delle 7 spade. Rappresenta infatti i 7 colpi di spada e le relative 7 guardie di difesa, rappresentate da questo uomo che ricorda un po' l'uomo vitruviano di Leonardo, con la posizione di queste spade. Vediamo anche 4 animali che rappresentano le 4 virtù dello schermidore. A destra il leone con il cuore, che rappresenta il coraggio. In alto vediamo la lince con il compasso, che rappresenta il senso della misura, la distanza, la corretta distanza dall'avversario. A sinistra la tigre con la freccia, che rappresenta la velocità, l'importanza della velocità di esecuzione del colpo. Infine, sotto, l'elefante con una torre sulla schiena, che rappresenta la forza. Le 7 spade indicano i 7 colpi. 2 colpi dall'alto che indicano i fendenti, i colpi che dall'alto calano verso il basso. Parliamo in questo caso soprattutto di colpi di taglio, visto che nell'arma medievale prevaleva il colpo di taglio sul colpo di punta. Quindi dall'alto verso il basso i fendenti. Lateralmente il mandritto e il manrovescio. Mandritto se viene da destra, manrovescio se viene da sinistra. 2 colpi dal basso, quindi che dal basso si alzano verso il ventre dell'avversario, vengono detti sottani. Un colpo centrale di punta. I colpi doppi variano se portati da destra o da sinistra e prendono il nome di dritti o rovesci, con una visione ovviamente dal punto di vista di un destrorso. Le 7 spade indicano anche le 7 guardie di difesa, quindi possono essere interpretate anche come la posizione
che io faccio assumere alla spada per difendere determinate porzioni del mio corpo. Nello specifico, 2 posta reale di vera finestra che difendono la testa, 2 posta di donna che difendono il fianco alto e hanno una posizione, come vedremo dopo, con la punta della lama verso il basso, la posta di donna, e difendono la parte alta del fianco. 2 porte di ferro che difendono le gambe, quando io abbasso la lama a difendere le gambe. Una posta frontale, detta corona, che difende tutto il busto, che è la posizione di guardia che più assomiglia all'attuale posizione di guardia moderna con le armi sportive. Vi sono comunque altre guardie di difesa o attacco, oltre a queste che sono comunque le principali. Fiore dei Liberi anche ci spiega come è costruita la lama, come è costruita la spada. La struttura della spada, e anche oggi grosso modo è così, viene disegnata in questa maniera sul suo manuale. La lama, che si separa nella lama vera e propria e nel codolo, il codolo poi si inserisce nel manico, che è anche detta impugnatura, cioè dove io tengo la mano, e tutto il sistema dell'impugnatura comprende anche il pomolo, che è un peso che serve a bilanciare il peso della lama, e l'elsa, che è una struttura di solito trasversale alla lama, che è pensata per proteggere la mano dai colpi che eventualmente scivolano lungo la lama. La lama viene divisa in 3 parti: il forte, la parte più vicina all'impugnatura, il medio, la parte centrale, e il debole. Detto debole perché è la parte dove la lama si assottiglia e dove più facilmente si spezza quando è usurata. Bisogna dire che era affilato solo il debole, non tutta la lama, tanto che, come vedremo in alcune tecniche, la spada poteva essere impugnata con una mano sulla lama e siccome era il debole la parte che andava a colpire l'avversario, dove c'era anche maggiore potenza di leva, il debole veniva affilato, il resto invece della lama veniva lasciato non affilato perché era il forte e il medio erano quelli che dovevano subire il colpo per la difesa, invece il debole era affilato perché era quello che andava a toccare il corpo dell'avversario per offendere. Inoltre la lama generalmente nelle spade aveva 2 fili, cioè era affilata sia da una parte che dall'altra, e i 2 fili venivano chiamati filo dritto o filo falso. Quello che oggi nella sciabola viene chiamato taglio e controtaglio. Vediamo in questa immagine alcune di quelle che sono le guardie. Come abbiamo visto anche facendo la scherma a scuola in palestra, le guardie sono le posizioni assunte con la spada o con altra arma in attesa di un attacco avversario o per partire con un proprio attacco. Ogni tipo di guardia, e come dicevo questi sono solo alcuni esempi, tende a proteggere una parte del corpo e si rende di conseguenza adatta ad attaccare una specifica parte del corpo dell'avversario. Per esempio, una guardia bassa protegge le gambe ed è adatta ad attaccare la parte bassa del corpo dell'avversario. Una guardia alta protegge la testa ed è adatta a far partire un colpo verso la zona alta, verso il fianco dell'avversario. Qua vediamo l'immagine in alto a sinistra, la posta, una posta reale, quindi una posta abbastanza comune dove la spada è impugnata di fronte al combattente. Sotto di lui, in basso a sinistra, quella che viene chiamata coda lunga distesa, che era una posta che andava a nascondere la spada dietro la gamba per ingannare l'avversario sulla distanza. In basso a destra una posta che serviva all'attacco di punta, vediamo che la spada viene tenuta di punta, e infine sopra un disegno in realtà non molto chiaro che però cerca di far capire una posizione utile a poter difendere la testa e a poter lanciare poi un colpo trasversale verso il fianco o le gambe dell'avversario. Questa è la guardia bassa, detta porta di ferro, che appunto abbassando la lama di fronte alle gambe dello schermidore serve a proteggere le gambe e da questa posizione possono partire anche degli attacchi che mirano alle gambe dell'avversario o alla sua pancia, quindi sono dei colpi che dal basso tendono a salire.
Ecco, un aspetto importante che non esiste più, per esempio, nella scherma sportiva è la separazione fra gioco largo e gioco stretto. Per gioco largo noi intendiamo il colpire l'avversario solo con la lama, cioè quello che avviene normalmente anche oggi nella scherma sportiva. E qua vediamo due immagini con il testo un po' indecifrabile per noi, il testo in volgare che ne descrive la scena, in cui vediamo due contendenti. Nell'immagine a sinistra fondamentalmente sono in guardia, in posta reale, nell'immagine a destra vediamo che un contendente sta sferrando un colpo di punta alla gola all'avversario. Quando io colpisco l'avversario solo con la lama si chiama gioco largo. Altri esempi di attacchi di gioco largo e relative difese. Quindi qua vediamo il gioco largo, appunto come accade nella scherma sportiva di oggi, significa che io cerco di ingannare l'avversario, non fargli capire dove sto andando e cerco di toccarlo senza farmi toccare, difendendomi eventualmente con la lama. Il gioco stretto, invece, che non si pratica più nella scherma sportiva di oggi, consiste nel mescolare tecniche di lotta alle tecniche di scherma vere e proprie. In pratica, il gioco stretto prevede di poter mettere le mani sul corpo dell'avversario. Prendo le mani dell'avversario, afferro la sua arma, cerco di farlo cadere, cerco di fargli cadere l'arma, quindi sono delle vere e proprie tecniche di lotta con l'arma in mano. Questi alcuni esempi di tecniche di gioco stretto. Nell'immagine a sinistra vedo che con una mano prendo sul medio l'arma dell'avversario e cerco di strappargliela. Altra situazione simile nell'immagine a destra, oltre a prendere la lama dell'avversario e a spingere con la mia elsa sulle sue mani, vado a fare gli do praticamente un calcio, vado a fare una pressione sul suo ginocchio. Altri 4 esempi di gioco stretto in questa pagina. Vediamo che appunto la spada può essere anche presa con una mano, in quanto, come dicevo prima, la lama non era tutta affilata, ma era affilata solo nel debole, per il motivo che ho spiegato prima. Qua in queste 4 immagini vediamo altri esempi in cui la mano non portante, quindi la mano mancina dello schermidore, si stacca dalla spada e va a prendere sostanzialmente le lame dell'avversario con dei giochi anche di leve sugli avambracci che fanno sì che l'avversario non riesca più a utilizzare le sue braccia, a muovere la sua spada. Altri esempi, in questo caso vediamo come tutta la spada può divenire arma, quindi non solo la lama. Nelle immagini sotto in particolare vediamo che con le mani o anche senza mani, con le mani posso bloccare le mani dell'avversario, ma anche senza mani posso far sì che il pomolo della mia spada vada a colpire sulla faccia, sul mento l'avversario. Quindi diventa oggetto contundente non solo la lama, ma anche il pomolo. In certi casi, spesso usati nella scherma in armatura, anche la spada poteva essere impugnata per la lama e usata come una sorta di picozza, di mazza. Infatti, quando Fiore dei Liberi descrive l'uso della spada con l'armatura, vediamo che in questo caso prevede soprattutto tecniche di gioco stretto e di punta. Perché? Perché possiamo immaginare che con l'armatura a piastre il colpo di taglio tradizionale è poco efficace perché l'armatura esiste proprio per far sì che il colpo di taglio non mi possa ferire, il colpo di taglio viene attutito dalla placca metallica. Per questo motivo, per essere efficace la mia scherma contro un avversario con l'armatura, io devo cercare di infilare la punta della spada nelle giunture dell'armatura, in quanto appunto i colpi di taglio non sarebbero efficaci. Per questo motivo si usano particolari tipi di spade, normalmente dette spade di stocco, che ho presentato nel precedente video. La spada di stocco è una spada che ha la lama triangolare, più sottile e pensata proprio per infilarsi nelle pieghe dell'armatura. Inoltre, la spada viene spesso impugnata con due mani per facilitare appunto il gesto di inserire a stretta distanza la punta nelle pieghe delle giunture dell'armatura dell'avversario. In queste immagini
possiamo vedere altri due esempi di combattimento con l'armatura. A destra con la spada, dove appunto uno dei due contendenti impugna la spada con due mani, cioè con una mano sul medio della lama. Nell'immagine a sinistra invece vediamo il combattimento con l'azza, che come accennavo prima l'azza è una specie di picozza ed era una delle armi usate nel combattimento in armatura. Altre due immagini che ci stanno descrivendo il combattimento dell'azza con l'armatura. Un trattato precedente al Flos del Duellatorum è il cosiddetto I-33, prodotto da un anonimo maestro di scuola tedesca, precedente sia al Flos Duellatorum, in quanto datato circa 1295, ma è arrivato a noi intanto non completo, cioè sono solo alcune parti. Il testo è in latino con dei termini tecnici in tedesco, la paternità non è certa, sembra fosse un monaco tedesco perché i disegni rappresentano due monaci in combattimento, e tratta esclusivamente la scherma della spada a una mano con il boccoliere o brocchiere, che era un piccolo scudo in metallo il cui compito era la difesa della mano armata, date le sue piccole dimensioni. Era uno scudo adatto a essere portato sulla cintura, probabilmente usato per esempio da arcieri o balestrieri che nella battaglia, finito il loro compito con le frecce, potevano difendersi nel corpo a corpo grazie a questo scudo e si differenziava dal grande scudo da battaglia in legno appunto perché essendo molto più piccolo prevedeva un uso più agile e limitato soprattutto alla difesa della mano. I disegni risentono di imprecisioni grafiche dell'epoca, c'è una certa mancanza di senso di profondità e di errori di anatomia e quindi anche la comprensione delle immagini spesso non è chiarissima. Vediamo alcuni esempi. Ecco, capiamo che i due protagonisti sono due monaci, dove il maestro si distingue dall'allievo perché l'allievo ha il cappuccio, il testo, come dicevo, è accompagnato da un latino con termini tecnici in tedesco. Si può apprezzare dalle immagini di questo trattato, quindi come la spada venisse utilizzata con una mano sola, quindi abbiamo una spada più corta, adatta con l'uso ad una mano, e dove il piccolo scudo, che vediamo di forma rotonda, aveva fondamentalmente lo scopo di proteggere la mano armata o poteva anche essere usato per cercare di colpire l'avversario. Ecco, il boccoliere infatti, dicevamo, tende a difendere la mano con la spada oppure a colpire l'arma avversaria o il corpo dell'avversario. Nel gioco largo si vedono molti colpi di punta al viso e pochi colpi alle gambe. Questo perché probabilmente l'arma è corta e nel colpire alle gambe si andrebbe a scoprire il bersaglio alto del corpo. Sempre avendo un'arma corta è più facilitato il colpo di punta rispetto alla spada da una mano e mezza o da due mani. Ecco altre due immagini che ci fanno vedere posizioni assunte durante l'attacco, durante la difesa. Vediamo che tendenzialmente la mano con lo scudo tende a restare sempre vicino alla mano armata. Si muovono quasi in sincrono, quindi lo scudo non viene tenuto lontano come i grandi scudi di legno. Altre immagini che ci mostrano quindi diverse situazioni di combattimento. In una si vede uno scudo un po' più grande, un boccoliere un po' più grande, e qua si possono apprezzare grosso modo alcune delle guardie che abbiamo visto anche nel Flos Duellatorum. Ecco anche qua altre situazioni. Vediamo che fondamentalmente, ripeto, lo scudo tende a restare sempre vicino alla mano, vicino al corpo. L'uso dello scudo da battaglia era uno scudo più grande, era un uso diverso. Ecco, anche nell'I-33, come nel Floss, è presente il gioco stretto, dove all'uso della spada e del piccolo scudo si mescolano tecniche di lotta. Quindi anche qua possiamo andare a mettere le mani sull'avversario, l'obiettivo è cercare di disarmarlo, possiamo anche colpirlo
con il piccolo scudo come fosse appunto un oggetto contundente. Questi sono i due principali trattati medievali. E sicuramente abbiamo detto che il Flos Duelatorum è il principale trattato ancora oggi ed è un trattato che viene guardato, osservato e studiato anche dai contemporanei o dai maestri delle epoche successive. Trattati precedenti a quelli medievali sicuramente sono stati scritti probabilmente in epoca romana, in epoca greca, ma non sono giunti fino a noi e qualcosa possiamo dedurre solo dai dipinti su muro, dai dipinti su vaso o estrapolando dalle tecniche medievali, perché possiamo immaginare che grosso modo la biomeccanica del corpo umano è quella, quindi al variare delle dimensioni delle armi possiamo supporre come fossero le diverse tecniche di scherma con scudi e armi di dimensione diversa. Trattando invece di quelli che sono i manuali successivi, possiamo dire che dal Rinascimento in avanti ogni secolo abbia avuto i suoi importanti maestri e una serie sempre maggiore di trattati che descrivono la scherma nella sua evoluzione fino al moderno, fino agli attuali manuali di scherma sportiva, che in certi casi hanno come base manuali del 1800. È importante il lavoro dei maestri del 1500 e del 1600 in particolare perché la spada ha una sua evoluzione, il colpo di taglio viene abbandonato con l'arrivo delle armi da fuoco e c'è dal Rinascimento in avanti un predominio del colpo di punta. C'è un cambiare dell'uso delle armi, per esempio si abbandona l'uso della spada e dello scudo e si arriva per esempio a usare spada e pugnale come doppia arma o anche due spade come doppia arma o la spada e la cappa come si vede in certi film. Per cui le tecniche schermistiche cambiano parecchio col prevalere del colpo di punta ed è necessario che i maestri scrivano altri trattati per aggiornare le tecniche schermistiche. Per citare alcuni dei più importanti trattati successivi al Rinascimento e successivi quindi al Flos Duelatorum, abbiamo il Filippo Vadi del 1480, quindi qua in epoca ancora tardo medievale, Antonio Manciolino del 1531 e il quasi contemporaneo Opera Nova di Achille Marozzo. Achille Marozzo e Manciolino sono due maestri della cosiddetta scuola bolognese, che è una scuola molto importante. Poi cito un ultimo trattato, il Gran Simulacro dell'arte della scherma del 1610 di Ridolfo Capoferro, perché è il primo manuale che tratta la scherma con la spada detta striscia, per capirci la spada dei tre moschettieri, quindi con la prima spada che utilizza praticamente quasi totalmente il colpo di punta rispetto al colpo di taglio. Successivamente poi avremo numerosi manuali anche di origine militare, specialmente nel 1800, che come dicevo saranno anche la base degli attuali manuali di scherma sportiva. Bene, spero di essere stato chiaro, che vi sia piaciuta questa descrizione. Ovviamente non ho trattato in maniera esaustiva l'argomento scherma storica, ma ho accennato alcuni aspetti importanti, specialmente legandoli al fatto visivo, perché questo lavoro nel mio caso si vuole appoggiare poi a un'attività che faccio a scuola di ridisegno di quelle che sono le immagini storiche dei trattati di scherma medievale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto. Ci vediamo alla prossima. A presto.